Assessore Panariti, oggi qui in Regione Tolmezzo si è fatto il punto sulle attività e le azioni per i lavoratori ex COPCA. Sì, già l'anno scorso, circa un anno fa, avevamo firmato un protocollo Agenzia Regionale per il Lavoro e Agenzia Umana proprio per rafforzare la collaborazione per quanto riguarda la riqualificazione e la ricollocazione di quelli che erano i lavoratori e le lavoratrici ex COPCA. A un anno di distanza restituiamo dei dati positivi che ci fanno capire innanzitutto come il modello di collaborazione Agenzia regionale per il lavoro, agenzie private, territorio, parti sociali dia dei risultati positivi. Infatti sono ancora 91 i lavoratori che sono in carico all'Agenzia regionale per il lavoro su 628, quindi stiamo lavorando e continueremo a lavorare affinché tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici ex COPCA possano trovare una ricollocazione. Certo, aver ricollocato oltre il 75%, l'85% dei lavoratori è un elemento estremamente positivo e quindi è con soddisfazione che restituiamo tutte queste informazioni al territorio.